Bentornati su It's Fishing Channel World News, le principali notizie dall'Italia e dal mondo in meno di un minuto. Serata iniziale quest'oggi di Sanremo 2016. I protagonisti di questa sera nella gara sono stati Lorenzo Fragola, Noemi Di Argec, Giovanni Caccamo e Deborah Jurato. Gli Stadio, Arisa, Enrico Ruggeri, Blu Vertigo, Rocco Ante, Irene Fornaciari. Elton John, sempre a Sanremo, non avrei mai pensato di diventare papà, un'iniziativa anche dei nastrini colorati per le famiglie. E comunali a Roma, nel centrodestra la Meloni punta il dito sulla Rita dalla Chiesa. Per quanto riguarda gli esteri, nella Corea del Nord Pyongyang riaccende il reattore nucleare a plutonio, può essere impiegato per armi atomiche, tensioni. Germania, scontro fra due treni, bilancio di 9 morti e 150 feriti. Ritrovato il PC a pochi metri da casa di Giulio, il giovane italiano ucciso al Cairo. La Francia approva la revoca della cittadinanza per i terroristi, misura introdotta dal governo attuale contro ovviamente il problema del terrorismo che si sta in pratica consolidando in Francia. Apriamo le prime pagine dei giornali. Il Gazzettino, Borse Milano ancora impicchiata, Repubblica, Borse, la grande paura, quotidiani internazionali, El País e le L'omade della borsa aggrava la crisi per la falta del governo, anche qui si parla di borse, e idem si parla di borse, anche Schwarze Montag an den Börsen, der Tagesspiel, lunedì nero alle borse. Queste erano le principali notizie, grazie per averci seguito, noi ci rivediamo domani sempre qui, sempre sul It's Fishing Channel World News.